Questa regione ha aspettato 1 anno e mezzo la riforma degli enti locali che Federica e Roberti avevano promesso come primi atti della nuova giunta. Dopo 1 anno e mezzo la montagna ha partorito un topolino, tanta propaganda, la libertà che viene affidata ai sindaci è una libertà di star da soli, di unire magari le difficoltà che oggi i sindaci ci raccontano, ma non c'è risposta sul personale, non c'è risposta sulle risorse di cui ci sarebbe bisogno, non c'è risposta rispetto alla capacità di organizzare i piccoli comuni, soprattutto quelli più sofferenti, in realtà che possano progettare insieme e possano insieme presentarsi alla Regione chiedendo le risorse necessarie. Alla fine rimane solo il dubbio di un grande poltronificio, vengono creati nuovi presidenti, nuovi comitati esecutivi, direttori generali, nuovi commissari, tutti a pagamento, e il dubbio è che semplicemente la Giunta e questa maggioranza abbiano da soddisfare qualche amico bisognoso di visibilità. Risposte per i sindaci, risposte per gli enti locali non ce ne saranno e purtroppo il disastro lo vedremo nei prossimi mesi.